È una squadra che vuole salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico che l'ha seguita nel corso di questa sfortunata stagione, un'altra che vuole interrompere un lunghissimo periodo di risultati negativi ed evitare in queste ultime due partite di regular season la retrocessione diretta e accorciare sulla coppia che permetterebbe insomma di disputare quantomeno i play-out. Amiche ed amici di Futsal TV, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Le Grazie di Verona. È la 29esima giornata, la 14esima di ritorno della Serie A New Energy. È Olimpia Verona, Ciampino Futsal. I gialloblu di Luca Castagna sono già da tempo matematicamente retrocessi, ma stanno comunque chiudendo onorevolmente la stagione. Gli aeroportuali di Fabrizio Davide sono in caduta libera, reduci da 12 sconfitte di fila, ma vogliono riprendere slancio per difendersi dall'assalto del Savio Testa Mantova, evitare la retrocessione diretta e appunto raggiungere quantomeno la disputa dei play-out. Andiamo subito alla lettura delle formazioni dei roster a disposizione dei due tecnici. Partiamo dall'Olimpia Verona di Luca Castagna in rigoroso ordine numerico: 1 Fior, 4 Fiore, 6 Portinari, 8 Nardi, 9 Claro, 10 Luca Ian, 11 William Roccia, 16 Jorge Santos, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 89 Portuga. Dall'altra parte il Ciampino Futsal di Fabrizio Davide con il numero 1 De Filippis, 2 Teresi, 3 Messina, 5 Cocco, 6 Peitasso, 7 Freddy Santos, 8 Sandro, 11 Ferretti, 13 Palmegiani, 20 De Stefani, 22 Fatiguso, 31 Folco. La terna arbitrale quest'oggi al Pala Le Grazie: il primo arbitro è Francesco Sgueglia di Finale Emilia, il secondo è Angelo Bottini della sezione AIA di Roma 1, al crono Elena Lunardi di Padova. Tutto pronto dunque. Da sinistra attaccherà l'Olimpia Verona in completo giallo, dettagli blu, completo bianco invece da destra a sinistra il Ciampino Futsal, ma prima il minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani. Il minuto di raccoglimento per ricordare Mattia Giani, il giovane calciatore del Castel Fiorentino, morto domenica scorsa in seguito ad un malore durante lo svolgimento della partita di Eccellenza Toscana. Una tragedia che ha toccato da vicino il mondo del calcio, a cui appunto anche il mondo del futsal vuole tributare il proprio ricordo. Tutto è pronto dunque, da sinistra a destra dicevamo l'Olimpia Verona, dall'altra parte il Ciampino Futsal che vuole appunto dimenticare le 12 sconfitte consecutive, le 12 sconfitte oltre alla 13esima che sarebbe la sconfitta in Coppa Italia contro l'Eco City Genzano. Il primo pallone giocato da Luca Ian subito verso Jorge Santos che punta, attenzione a Jorge Santos, subito la prima giocata, cerca il cross di nuovo verso Luca Ian, aveva seminato Fatiguso con facilità sulla banda di sinistra e la palla dentro verso Luca Ian. Non c'è stato un attimo proprio per entrare in clima partita, 5 secondi, subito la prima occasione, la prima situazione dalle parti di De Filippis. Calcio d'angolo dunque battuto da William Roccia, c'è un batti e ribatti e il fallo, il primo fallo, la prima irregolarità della gara, per il fallo commesso da Fatiguso ai danni di Juan Ignacio Claro. Dunque subito Olimpia Verona pericolosa e con un ottimo approccio alla gara dopo 12 secondi. Prima l'iniziativa di Jorge Santos sulla banda di sinistra a seminare Fatiguso, a mettere dentro con una deviazione di un difensore per evitare il tap-in facile a botta sicura di Luca Ian. Poi il fallo ai danni di Juan Claro, la palla dentro di Luca Ian, ha toccato Palmegiani, poi Fatiguso, l'ultimo tocco è di Portuga. C'era stato un doppio cambio per sfruttare al meglio la battuta del calcio di punizione. Rientrano, ristabilisce il quintetto di partenza dunque Luca Castagna. Erano usciti
William Roccia e qua Claro, attenzione alla palla recuperata Jorge Santos, che ruba palla, salta De Filippis e infila dopo soli 24 secondi e corona al meglio un inizio di partita scoppiettante dell'Olimpia Verona. Jorge Santos Rodriguez 1-0. Il bacio alla fidanzata, la dedica dolce per Jorge Santos Rodriguez, lo spagnolo dunque che va a segno per la 7ª volta in stagione, 7° gol personale del giocatore spagnolo, classe 94, uno dei più positivi in questa sfortunata stagione dell'Olimpia Verona. Comunque una stagione che ha portato qualche buona notizia, qualche buono spunto per la squadra di Luca Castagna, per la società del presidente Donà. E dunque dopo 24 secondi a coronare un avvio di gara perfetto per l'Olimpia Verona, con le prime situazioni pericolose dalle parti di De Filippis, la palla rubata da Jorge Santos che ha saltato poi secco, netto De Filippis e ha messo dentro il gol dell'1-0 in vantaggio l'Olimpia Verona, che ha davvero approcciato nel migliore dei modi. Tramortita invece la squadra di Davide, che non è riuscita a reagire dopo un inizio dell'Olimpia Verona. Ora cerca di riorganizzarsi la squadra aeroportuale con Messina che gioca il pallone nel cerchio di centrocampo, gioca verso Fatiguso, Palmegiani sulla sinistra, allarga nuovamente verso Ferretti che cerca di puntare occhi negli occhi a Jorge Santos, che ne ferma però immediatamente l'incedere. Siamo entrati da 9 secondi nel secondo minuto di gioco e dicevamo dopo 24 secondi l'Olimpia Verona si è portata in vantaggio con la 7ª stagionale di Jorge Santos Rodriguez. Fatiguso rischia ancora un po', era stato lui a perdere palla prima sulla pressione di Jorge Santos, rischia di perderla ora anche sulla pressione di William Roccia, l'imbucata poi proprio di Fatiguso a cercare Ferretti, anticipato, schermato con il corpo da Jorge Santos. C'è poi un conciliabolo tra i due e Angelo Bottini, il secondo arbitro diciamo della sezione di Roma 1, che non ha fischiato, ha lasciato correre. Siamo fermi al primo fallo fischiato all'indirizzo di Fatiguso ai danni di Claro. Bella giocata di Lucayan in posizione di pivot, cerca di allargare verso Juani Claro, ha capito tutto Palmegiani che poi ha rilanciato per Ferretti, inseguito da Claro, supera la linea mediana del campo, cerca e trova Messina che si allunga leggermente il pallone, evita il fallo laterale e c'è poi il fallo ai danni di Ferretti commesso da Juan Ignacio Claro. Buon avvio di gara dell'Olimpia Verona, cerca ora di riorganizzarsi, di reagire soprattutto ad un avvio shock il Ciampino Futsal, che dopo un'ottima prima parte di campionato, a seguito anche del ridimensionamento nel mercato invernale con l'addio di tutti i big e l'allestimento di una squadra molto giovane, ha conosciuto dopo la vittoria, la prima di ritorno sul campo del Savia Testa Mantova, ben 12 sconfitte consecutive. Striscia ancora aperta, striscia super negativa ancora aperta, a cui si aggiunge anche la sconfitta nell'unica gara di Coppa Italia. Al primo turno, il primo tiro della squadra aeroportuale verso la porta di Fior da parte di Fatiguso, che ha impegnato la deviazione con i piedi l'estremo difensore ex Mantova giunto nel mercato invernale con uno scambio di portieri con Ricordi. Resta in attacco il Ciampino Futsal con Ferretti che cerca Fatiguso, è intervenuto e ha messo fuori in fallo laterale Jorge Santos. È proprio Fatiguso a battere nuovamente il tentativo da parte di Palmegiani che impegna nuovamente Fior. La reazione importante del Ciampino Futsal, che ha reagito nel migliore dei modi allo svantaggio subito dopo soli 24 secondi, firmato da Jorge Santos Rodriguez. Le due conclusioni, prima di Fatiguso e poi di Palmegiani, ora nuovamente di Fatiguso con un tiro cross in diagonale col mancino che corre per tutta l'area di porta, non trova alcuna deviazione amica, però era stato Palmegiani l'uomo più vicino ad intervenire, proprio ben appostato all'altezza del secondo palo. Non è riuscito però a mettere dentro una porta che era rimasta ormai sguarnita con Fior fuori causa. William Roccia, Claro, a più di gara davvero dal grande ritmo, dalla grande intensità, con diverse emozioni, diverse situazioni, davvero una grande intensità. Lucayan, la palla cercata verso William Roccia per chiudere il triangolo, un veloce dai e vai, palla troppo lunga per un William Roccia che forse non ci ha creduto abbastanza, infatti c'è Lucayan che lo sprone, lo redarguisce un attimo. De Filippis con le mani, ricordiamo oggi squalificato, unico indisponibile
fra le due squadre, per entrambe le squadre, è Mirko Casassa, il portiere, l'estremo difensore del Ciampino, espulso la gara di 2 settimane fa sul campo dell'Eco City Futsal Genzano, sconfitta 7-0 per la formazione aeroportuale. E dunque oggi tra i pali l'esperto classe 80 Andrea De Filippis, ex Futsal Isola ma davvero dalla lunghissima militanza presso i Leoni Gialloneri. È entrato nel frattempo sul parquet anche Peitasso, Sandro De Souza Rodrigues, uno dei 3 neo arrivati portoghesi nel mercato invernale. Assieme a loro anche oggi assente Nico Lopez e Claudio Teresi, portiere classe 98, e poi appunto i 3 portoghesi Peitasso, Sandro e Freddy Santos. Riparte l'Olimpia, attenzione Lucayan che allarga verso Roccia, che interviene prima di De Filippis, viene murato proprio dall'estremo difensore. Grande occasione per l'Olimpia Verona in ripartenza, una ripartenza ben condotta e ben gestita da Lucayan. Break centrale per il classe 83 e poi allargato sulla sinistra per William Roccia, un pallone leggermente troppo debole per permettere al numero 11 giallo-blu di andare alla conclusione nel miglior dei modi. È riuscito a guadagnare metri in avanzamento e a togliere lo spazio per la battuta rete più congeniale a William Roccia o per Andrea De Filippis, che poi ovviamente ha riportato qualche conseguenza dopo un contatto ravvicinato e una pallonata presa in pieno petto, forse addirittura un po' più in giù, dove fa più male. Lucayan, su di lui pressione intensa, molto forte da parte di Sandro, poi William Roccia che era rimasto coinvolto in un contatto, aveva perso contatto visivo con il pallone, poi è andato a scaraventare lo stesso alle parti di Fior, ma decisamente fuori misura, regalando di conseguenza una rimessa laterale. Sandro allarga verso Palmegiani, gestiscono i palloni due, anzi si tratta di Freddy Santos appena entrato sul parquet. Ora Sandro cerca l'imbucata di prima verso Palmegiani, ha capito tutto, è intervenuto, ha intercettato William Roccia. Bella palla di Lucayan verso Giannattasio che cerca il controllo con l'estremo sinistro, viene anticipato, viene fermato da Sandro De Souza Rodrigues, che poi riesce anche a far carambolare sul calciatore campano nativo di Solofra il pallone, quindi guadagna la rimessa laterale. Bella la giocata di Palmegiani che calcia, ha parato con i piedi nuovamente Alessandro Fior. Terza importante conclusione verso la porta di Fior per il Ciampino Futsal, ancora in questo caso con Federico Palmegiani, classe 2001. Poi cerca la sortita personale Freddy Santos, allungandosi però troppo il pallone. Sono entrati tutti e 3 i neo arrivati portoghesi, Peitasso, Freddy Santos e Sandro, 6-7-8 il numero di maglia. Ora compongono loro il quartetto di movimento assieme a Palmegiani, oltre a De Filippis, Ugas appena entrato, Portuga, Giannattasio, William Roccia, oltre a Fior per Castagna. William Roccia riceve il pallone proprio dal mago paulista Portuga e poi Giannattasio che cerca la giocata verso Ugas sul lato destro del fronte offensivo giallo-blu. Palla che si perde però in fallo laterale, si procederà a una rimessa in gioco per il Ciampino Futsal, per la formazione dei Leoni Gialloneri. Diciamo di un ridimensionamento che ha tolto certezza, ha tolto soprattutto punti al Ciampino Futsal, con la nuova denominazione dalla scorsa estate, dopo essere stato Ciampino Aniene Anni Nuovi dal 2021, dopo la fusione con il Ciampino Anni Nuovi, in precedenza Cybertel Aniene, fondato come Virtus Aniene. Formazione che appunto ha visto, dopo 2 splendide salvezze consecutive con mister Daniel Ibanez Caetano, un ridimensionamento a metà stagione, l'addio poi a gennaio di Daniel Ibanez Caetano, appunto brasiliano naturalizzato spagnolo, sostituito appunto da Fabrizio Davide a gennaio. Davide che prima era vice di Ibanez e tecnico allenatore dell'Under 19. Portinari allarga per Giannattasio, entra dentro il campo il numero 17, scambia nuovamente con l'ex Arzignano, poi la palla da Portuga, si alza in pressione il Ciampino, in difficoltà l'Olimpia Verona in questa fase di possesso basso e dunque Portuga che serve fuori misura Portinari, non è troppo arretrato per il numero 6 giallo-blu. Resta dunque in attacco il Ciampino, ha recuperato però palla Portuga
che gestisce il pallone, lo lancia sulla sinistra verso Ugas, che poi cambia nuovamente il fronte del gioco per Portinari, ancora in pressione in questo caso Sandro, la palla lunga da parte di Portuga verso Ugas, troppo lunga, e la palla che quindi viene raccolta e rilanciata, gestita nel primo possesso da De Filippis. Palmegiani allarga verso Fatiguso, all'indietro per Messina, la palla lunga nuovamente verso Palmegiani che cerca la grande giocata, fermato da Ugas, può ripartire l'Olimpia Verona, ancora Ugas 3 contro 1, Ugas allarga per Portinari, Portinari perde forse l'attimo, ancora il tiro Portinari, ha parato alla grande De Filippis, splendida giocata da parte di Ugas con la sua ormai proverbiale velocità, e l'uomo saltato secco a ribaltare l'azione, a renderla da difensiva a offensiva. Portinari ha perso prima l'attimo, poi però se l'è creato comunque lo spazio ideale per la battuta, calciato però addosso a De Filippis nuovamente, poi Portuga che calcia benissimo col mancino, in teoria il piede debole, ancora superlativa la risposta di Andrea De Filippis, altra occasione per l'Olimpia Verona, non c'è un attimo di sosta, bellissima partita nonostante si affrontano due squadre non propriamente in salute, che hanno vissuto una stagione non propriamente brillante, ma comunque ci stiamo divertendo qui ovviamente su Futsal TV in questi primi 6 minuti e mezzo di gioco, sempre Olimpia Verona 1, Ciampino Futsal 0. Fatiguso allarga verso Ferretti, nuovamente da Messina che cerca la giocata, attenzione a Ferretti, Ferretti che è in anticipo su Fior, non riesce però, o meglio preferisce non andare direttamente alla battuta verso la porta, bravo comunque Fior ad avanzare, a togliergli spazio. Messina che calcia, un destro potente diretto sotto la traversa, smanaccia sopra la trasversale Fior, concedendo nuovamente il corner dal lato opposto alla formazione di Davide. Fatiguso, lo scambio con Messina, può ripartire nuovamente l'Olimpia Verona come in precedenza. Portuga cerca la palla verso Giannattasio, batti e ribatti, palla vagante, raccolta da Ugas che calcia alla sporcata da Ferretti, calcio d'angolo anche dall'altra parte. Dopo siamo da 3 secondi dentro l'8° minuto di gioco, 12:57 al termine di questo match che vale per la 29esima 14esima di ritorno, penultima giornata della Serie A New Energy. Lucaiana al volo, calcia benissimo De Filippis, prima para, poi si lascia sfuggire il pallone, bella giocata di Palmegiani, Ferretti, bravissimo Giannattasio in scivolata, guadagna anche con un po' di fortuna ma comunque con grande ardore la rimessa laterale, che sarà dunque giallo-blu. Ugas per Giannattasio, bravissimo Palmegiani a servire col tacco Ferretti che se ne stava andando, fermato alla grande provvidenzialmente da Giannattasio che ora cerca di giocarla verso Lucaian, la bestia brasiliana, bravissimo poco fa il classe 83 paulista a calciare al volo sulla battuta del corner da parte di Portuga, a centrare la porta, bravo De Filippis a respingere, poi ha rischiato perché sulla dinamica, sulla traiettoria, appunto, aveva assunto una traiettoria particolare che stava per rivelarsi beffarda, allontanato comunque con un po' di difficoltà la difesa del Ciampino, un po' meno pulito, un po' più sporco la conclusione. Attenzione a Ugas con la testa, clamoroso errore della difesa del Ciampino Futsal, clamoroso errore di Ferretti con la testa, troppo corto all'indietro per De Filippis, con la testa Jacopo Ugas a firmare il gol numero 8 della propria stagione e a firmare soprattutto all'8° minuto di gioco il 2-0. Jorge Santos Ugas 2-0 per l'Olimpia Verona, che non vorrei sbagliarmi ma per la prima volta in stagione è in vantaggio con più di un gol di margine. Spero di non essere smentito dai fatti, ma se non erro è il primo doppio vantaggio, largo per così dire, anche se nel futsal può considerarsi un vantaggio troppo largo, un +2 per l'Olimpia Verona dunque, di Luca Castagna che ha approcciato la Verona nel migliore dei modi. Attenzione a Portuga che calcia con il mancino, posizione defilata ma comunque diciamo da solo davanti a De Filippis che ha respinto un'altra volta. Gol del raddoppio di Ugas con la testa ad anticipare De Filippis e a superarlo con un lob. Questa è una grande giocata, Portuga che scavalca De Filippis, palla che però si sarebbe persa sul fondo, poi allontanato Ferretti centrando il soffitto del palazzetto dello sport, le grazie. Cedendo dunque la rimessa laterale in zona offensiva all'Olimpia Verona, rimessa laterale che sarà battuta da Portuga.
Diciamo dunque Ugas che ha anticipato De Filippis con la testa, sfruttando un retropassaggio errato sempre di testa da Ferretti. Lucayan aveva difeso bene palla sulla pressione di Peitasso, poi aveva cercato di allargare per Juani Claro, senza fortuna, ancora Ferretti ha un po' di spazio, se lo ricava, poi però non va la battuta a rete, allarga per Messina in diagonale, bravo Fior ad anticipare anche Peitasso. Lucayan, bella giocata con Portuga, pallone di ritorno però troppo lungo, bello il duetto tra i due, ha cercato di ripartire nuovamente in modo rapido, veloce, scattante l'Olimpia Verona. Nel frattempo però si è azzerato praticamente il tabellone del Palla alle Grazie, un po' di difficoltà per la cronometrista Elena Lunardi di Padova, che ora cercherà di ricostruire la situazione. Ovviamente siamo 2-0, ma dovrà riposizionare i falli e soprattutto il tempo. Il corretto punto a cui eravamo arrivati. Andiamo dunque a sfruttare questo tempo morto per dare lettura del programma della 29esima penultima giornata di questa Serie A New Energy, tutta oggi, tutta in contemporanea alle ore 18, con oltre a questo match che vi stiamo raccontando con il momentaneo 2-0 dell'Olimpia Verona sul Ciampino Futsal, Active Network Ital Service Pesaro 0-0, Pirossigeno Cosenza Sandro Abate Avellino 0-1, L84 Feldi Eboli ferme sullo 0-0, così come Savio Testa Mantova Meta Catania, Olympus Roma Fortitudo Pomezia e Sporting Sala Consilina Eco City Genzano, addirittura 3-1 della Came Treviso sul campo della Momap Napoli Futsal. Siamo rientrati in campo, ha già recuperato palla in zona offensiva l'Olimpia Verona con il tentativo prima di Lucayan, poi di Jorge Santos Rodriguez, schermato, murato quello di Lucayan, fuori misura sul fondo quello di Jorge Santos Rodriguez, e dunque sfuma l'ennesima occasione per l'Olimpia Verona. Ciampino Futsal davvero in difficoltà comunque anche nella gestione del possesso palla in zona bassa, con molti palloni persi in zone pericolose. Ci ha provato poi nuovamente Lucayan a velocizzare la manovra dell'Olimpia, una palla lunga in verticale verso Jorge Santos, leggermente però arretrata a cogliere in controtempo il compagno spagnolo. Ferretti riceve da Freddy Santos, torna dal numero 7 Fatiguso in zona pericolosa, attenzione alla palla verso Ferretti che arriva prima dell'alto numero 11, duello tra i due doppi 1. William Roccia che ferma poi proprio Gianluca Ferretti. Fatiguso cerca lo spazio per andare al tiro, Freddy Santos allarga poi nuovamente dall'altra parte per Ferretti che punta. William Roccia cerca lo spazio, viene raddoppiato ancora da Freddy Santos, su di lui si alza in pressione Claro. Freddy Santos cerca un tunnel, lo trova inizialmente, palla però fermata proprio da Juan Ignacio Claro, che poi con l'aiuto di William Roccia va a porre fine all'azione del Ciampino Futsal, che resta comunque in attacco, guadagna il corner, palla verso Fatiguso che cerca di azionare il mancino, torna da Freddy Santos, ancora il 22 che va centrale, il malinteso tra Fior e Lucayan, e dunque un calcio d'angolo semplicemente regalato al Ciampino Futsal a 8 secondi dalla metà della prima frazione di gioco. Attenzione, Jorge Santos può ripartire veloce, l'Olimpia Verona ancora veloce, Jorge Santos che salta l'altro Santos, Freddy. Si è allungato troppo il pallone lo spagnolo sulla pressione del portoghese, poi l'aveva forse anche trattenuto, gli ha risparmiato il fallo che sarebbe stato il secondo per l'Olimpia Verona Bottini, e si riparte dunque con una rimessa laterale proprio vicino al corner, in zona comunque difensiva, in tutta calma per il Ciampino, che ora deve cercare di riorganizzare nuovamente la pressione, perché si rischia Fatiguso in questo disimpegno sulla pressione di William Roccia. Cerca di rientrare in gara, adesso una bella palla per Fatiguso, la palla verso Sandro, anticipato alla grande in modo davvero strepitoso, provvidenziale da Federico Nardi, appena entrato, prima giocata della sua partita, difensiva ma semplicemente decisiva, splendida davvero la fuga all'indietro, la corsa all'indietro di Nardi, era stato servito alla perfezione da Freddy Santos, una palla lunga Simone Fatiguso che va superato sull'uscita Alessandro Fior. Bravissimo poi Nardi ad anticipare Sandro De Sousa Rodriguez, che avrebbe calciato
a colpo sicuro e a porta semplicemente sguarnita, porta vuota con l'uscita di Fior messo fuori causa da Fatiguso. Strepitoso dunque Nardi che evita l'1-2 per il Ciampino Futsal e dunque mantiene sul doppio vantaggio l'Olimpia Verona. Poi splendida Veronica in posizione di pivot per Nardi che riceve poi da Santos. Nardi ha parato De Filippis, altra splendida azione dell'Olimpia Verona con lo scambio lungo rapido tra Nardi e Jorge Santos. Controllo perfetto, stupendo in corsa di Nardi. Ancora Nardi, on fire Federico Nardi. 3-0 Olimpia Verona. Il 3-0 per la formazione di Luca Castagna con il quarto gol stagionale di Federico Nardi, pivot classe 2001, alla prima esperienza quest'anno nel futsal dopo il passato da calciatore di calcio a 11 con l'apice del trafila delle giovanili del Hellas Verona, oltre a varie esperienze nel calcio dilettantistico. Splendida giocata, splendido destro, ha potuto solo toccare senza evitare lo 0-3 per la formazione aeroportuale. Andrea De Filippis, gran lancio di Jorge Santos, davvero in transagonistica l'Olimpia Verona. Attenzione Jorge Santos ha un po' di spazio. Jorge Santos non controlla nel migliore dei modi il servizio di William Roccia, si allarga forse un po' troppo, la palla gli si alza, è costretto con il mancino. Vediamo la riproposizione rallentata curata ovviamente dal nostro Filippo Piovesan. Rivediamo il gol di Federico Nardi, ha potuto solo toccare senza evitare lo 0-3 Andrea De Filippis, quarto gol stagionale di Nardi che dunque fa tris dopo le reti di Jorge Santos e prova Palmegiani. Attenzione, fermato da Roccia, attenzione Jorge Santos verso Roccia che a botta sicura, a porta sguarnita viene fermato da Fatiguso e si sostituisce a De Filippis. Incredibile occasione per il 4-0. Olimpia Verona davvero dominatrice di questa prima metà del primo tempo, di poco abbondante questi primi 12 minuti di gioco. Roccia non trova compagni nelle migliori condizioni possibili e va da Alessandro Fior. Ancora Roccia, attenzione a Jorge Santos che cerca e trova la fuga di Juani Claro che controlla bene, è costretto però a tornare all'indietro da Jorge Santos. Ancora William Roccia, Nardi, Claro, ancora Nardi, gioca bene l'Olimpia Verona anche con pazienza quando non riesce a correre in verticale, non riesce a ottimizzare le sue azioni di ripartenza, riesce comunque a ragionare e a rallentare anche il gioco, a respirare. Nardi di tacco verso William Roccia, all'indietro nuovamente da Claro, poco oltre la linea mediana del campo, allarga sulla sinistra per Jorge Santos in surplus, punta, occhi negli occhi Palmegiani, torna all'indietro proprio da Claro all'interno del cerchio di centrocampo. William Roccia studia l'impressione, Sandro, gli tocca il pallone, Freddy Santos tocca il pallone a Federico Nardi, resta dunque in zona d'attacco comunque per l'Olimpia Verona. Dicevamo il gol finora a decidere la sfida in questi primi 13 minuti e 2 secondi di gioco a 6:58 dall'intervallo di Jorge Santos dopo soli 34 secondi di gioco, di Jacopo Ugas al nono e di Federico Nardi a 5 secondi dal termine dell'11° minuto. Giannattasio cerca giocata verso Jacopo Ugas. Nel frattempo c'è il primo time out, la prima sospensione tecnica di questo primo tempo, questo match dunque, chiamata ovviamente da mister Fabrizio Davide, diciamo subentrato a gennaio a Daniel Ibanez Caetano, che si era dimesso appunto nel mese di gennaio dopo il ridimensionamento della società del presidente Gugliara, che aveva ceduto, praticamente una rivoluzione dopo aver cambiato molto già in estate con gli arrivi di Schinina, Petrov, Messina, Fatiguso, Sutton, Palmegiani, Carmeni in prestito dalla Lazio, rinnovo del prestito ai Gattarelli, in
questo mercato di riparazione invernale tra dicembre 23 e gennaio 24 ha salutato nuovamente Gattarelli, Sutton, Schirina, Pina, João Salla, Lucas El Tutu Diaz e Strania Petrov, acquisendo appunto Teresi, Freddy Santos, Nico Lopez oggi assente, Peitasso e Sandro Rodrigues, quindi il terzetto portoghese, João Pedro da Costa Peitasso, Freddy Santos e Sandro de Souza Rodrigues. Una rivoluzione che ha avuto comunque gli effetti di un ridimensionamento e che non ha portato effetti benefici in classifica, anzi in questo momento il Ciampino assieme al Savia Testa Mantova è impegnato ad evitare il disputa del play-out, meglio ad evitare la retrocessione diretta e a cercare la disputa del play-out, chiedo scusa, per ricucire un po' lo strappo rispetto alla coppia che precede in classifica, Città di Cosenza, Pirossigeno e Active Network a più 12. In questo momento il gran destro da parte di Messina, anzi scusate di Federico Palmegiani, la grande risposta di Alessandro Fior, resta in attacco dopo aver battuto il corner il Ciampino Futsal con Palmegiani all'indietro da Ferretti che allarga per Fatiguso, ancora Palmegiani per Freddy Santos, il portiere di movimento in campo per Davide con Peitasso con la maglia del portiere, il power play da sfruttare in questi ultimi 6 minuti di prima frazione di gioco, ancora Peitasso. Freddy Santos, dopo aver ricevuto da Fatiguso, allarga su Ferretti, si alza in pressione l'Olimpia che sta difendendo bene comunque, non sta andando troppo in difficoltà in questa posizione, in questa condizione di inferiorità numerica. Freddy Santos che allarga di nuovo da Peitasso, all'indietro proprio dal connazionale, va a calciare proprio Freddy Santos, questa volta una puntata mezzo esterno destro che si perde però sul fondo, cerca di spezzare il ritmo e chiama immediatamente il time out a propria disposizione Luca Castagna. Si esauriscono dunque i time out per i due tecnici, l'ha chiamato un minuto fa Fabrizio Davide, lo chiama ora a 5:35 dal termine Luca Castagna. Diciamo dunque di una situazione di classifica che prima di questa giornata vede Città di Cosenza Active Network a 30 punti, Ciampino e Savia Testa Mantova a 18 e dunque 12 punti in questo momento a 2 gare dal termine. Ricordiamo che se tra 13ª e 14ª in classifica ci fossero più di 8 punti, almeno 8 punti, 8 o più punti al termine del campionato, non si procederà alla disputa del play-out tra 13ª e 14ª e andrebbero giù, sarebbero retrocessi in Serie 2 Elite direttamente le ultime 3 in classifica, appunto senza post season, senza prolungamento del play-out, e quindi assieme a Olimpia Verona andrebbero giù, andrebbero in Serie 2 Elite Savia Testa Mantova e Ciampino Futsal in questo momento. E dunque Mantova e Ciampino impegnate a ricucire un po' lo strappo, a portarlo ad almeno 7 punti, questo strappo che ora dice meno 12 rispetto appunto a Pirossigeno Cosenza Active Network. E quindi tra oggi e il prossimo sabato Ciampino e Mantova impegnate appunto a ricucire questo margine, questo gap importante. Oggi appunto Ciampino qui al Pala delle Grazie contro Olimpia Verona e Savia Testa Mantova che ospita il Pala Neolula Meta Catania. Sabato prossimo con tutti i match alle ore 21 in contemporanea il Ciampino ospiterà il Pala Tarquini a Pirossigeno Cosenza, che in quello che sarebbe un vero e proprio scontro diretto, mentre invece il Savia Testa Mantova andrà a far visita alla Came Treviso. Ultimi 5 minuti e 10 secondi sono rientrate ovviamente sul parquet le due squadre, non ci sono più time out a disposizione dei due tecnici, l'hanno utilizzato entrambi in questa prima frazione di gioco nel giro di un minuto tra 14° e 15°. Siamo entrati da pochi secondi nel 16° con il Ciampino, sempre con il portiere di movimento, sempre con João Pedro da Costa Peitasso con la maglia del portiere a sostituire André De Filippis. Olimpia Verona però sempre forte di un triplo vantaggio, firmato Jorge Santos, Ugas e Nardi. Calcia di sinistro Fatiguso, centrale, para bene Fior che poi cerca di andare direttamente a calciare verso la porta, anche se non riesce ad acquisire il margine, lo spazio necessario per andare a calciare. Poi cerca il lancio con le mani verso Portinari, troppo lungo per l'ex arzignano, dunque nuovamente in zona
offensiva nella metà campo dell'Olimpia Verona. I gialloneri rossoblu aeroportuali. Palmegiani con il destro ha sporcato, deviato la conclusione William Roccia. 4:10, 250 secondi ancora a disposizione per l'Olimpia Verona, o meglio per il Ciampino, per tornare maggiormente in partita e per riaprire i conti, riaprire un po' l'esito della sfida, rendere meno pesante il passivo in vista della ripresa. Attenzione a Faticuso, Faticuso che ha spazio, viene ipnotizzato alla grande da Fior, forse con l'aiuto anche di Portinari. Attenzione a spazio, William Roccia che cerca Giannattasio, semplicemente strepitoso, decisivo l'intervento difensivo di Palmegiani, che poi sembra essersi stirato, anche se si tocca in questo momento il ginocchio. Pensavo più che altro a un stiramento allungandosi verso il pallone in scivolata. È riuscito comunque ad ottenere il proprio obiettivo. Era un 2 contro 0 praticamente, senza il portiere di ruolo in porta, con William Roccia che non è andato a calciare, ha cercato Giannattasio sul secondo palo verso destra, anticipato da Palmegiani. Ultimo baluardo ad immolarsi per difendere quantomeno questo -3 e rendere meno pesante, rendere meno impietoso il passivo. Poi Ugas ben fermato proprio da Palmegiani, ancora bravo e puntuale in zona difensiva, e a portare a casa anche un fallo. È solamente il terzo di questa gara, nonostante un gran ritmo, una grande intensità, un tasso davvero agonistico elevato. Solamente 3 falli, 2 Olimpia Verona, 1 Ciampino Futsal. Il nuovo portiere di movimento inserito da Fabrizio Davide è Giovanni Messina, laterale ex Cereale Meta Catania e Pirossigeno Cosenza, e con la maglia degli Etnei si è laureato, per così dire, vice campione d'Italia nella stagione 2021, arrivando alla finale scudetto poi persa contro l'Ital Service Pesaro. E quindi Giovanni Messina, non più Peitasso il portiere di movimento, lo cambia Davide. Freddy Santos allarga verso Ferretti, ancora il giro palla, la palla dentro da parte di Faticuso, nuovamente attento. Ottimo riflesso da parte di Alessandro Fior, che nonostante il +3 dell'Olimpia Verona si è comunque reso protagonista di una serie importante, decisiva di interventi a salvaguardia della propria porta. Freddy Santos fuori misura il suo retropassaggio verso Gianluca Ferretti. Riesce dunque qui l'azione offensiva della formazione aeroportuale, torna in possesso palla e diciamo a gestire il pallone in zona offensiva. Non ci proverà l'Olimpia Verona. Rientrano Jorge Santos, Portuga e Lucayan. È proprio la bestia a servire Jorge Santos, che si accentra, viene dentro il campo all'interno del cerchio di centrocampo, cerca poi di andare a sinistra la Portuga, tocca poi verso Fior, è stato un intervento ai suoi danni, va a terra il 16 giallo-blu, non c'è fallo, secondo Sgueglia, primo arbitro oggi Jorge Santos. La giocata a seminare Faticuso, ancora Santos, molto bravo anche il tentativo di sterzata, poi un po' di scaramucce proprio con il 22, con il classe 2003, laterale ex CMB Matera e Pescara, uno dei tanti nuovi arrivi della scorsa estate per la società aeroportuale. Attenzione allo spazio per Messina che calcia, con Fior che va a deviare e ad evitare anche l'intervento da parte di Ferretti per il tap-in. Poi fallo di Faticuso ai danni nuovamente di Jorge Santos, altro contatto tra i due, richiamati questa volta all'ordine da Sgueglia, e vuole un gesto riappacificatore, di riappacificazione tra i due. Così è, si spiegano i due che si abbracciano anche, proprio sotto lo sguardo attento di Sgueglia. Dunque ha ottenuto il suo obiettivo. 1:47 al termine di questo primo tempo davvero divertente al Palla alle Grazie, con Olimpia Verona avanti 3-0, con Lucayan che ci prova, respinto con i piedi De Filippis. Giannattasio lascia scorrere il pallone in fallo laterale, difende la rimessa a cui andrà a procedere. 99 secondi di gioco ancora dentro questo bel primo tempo. Lucayan cerca il pallone lungo, linea in banda sulla sinistra per Jorge Santos, guadagna la rimessa laterale già battuta. Giannattasio per Lucayan che allarga verso Portuga, leggermente fuori misura, non riesce ad arrivarci il mago paulista.
1,28 con il Ciampino ora in possesso palla. Ferretti, rientra Messina che poco fa proprio con la maglia del portiere di movimento ha impegnato Fior in una non banale respinta. Ferretti con l'esterno verso Fatiguso, imbucata molto bella per Freddy Santos, bella manovra dei giocatori ospiti e il tocco vincente da parte di Gianluca Ferretti che va parzialmente a riscattare l'errore commesso in occasione dello 0-2 firmato da Jacopo Ugas e firma il gol numero 10 della propria stagione, miglior marcatore della Ciampino Futsal in questa stagione, tra quelli rimasti in società. E quindi 1-3 al 19esimo minuto, firmato da Ferretti. Va a rendere quantomeno meno pesante il passivo. Attenzione a Claro con un sinistro di poco a lato, con un De Filippis rimasto immobile, non poteva intervenire assolutamente sul grande mancino dagli 8 metri da parte di Juan Ignacio Claro. Rasoterra in diagonale, lasciato di sasso De Filippis, palla che però è terminata a lato di un soffio vicinissimo al palo alla sinistra appunto dell'estremo difensore classe 80 Portuga. Lucayan, attenzione alla palla quasi persa, anzi persa, Ferretti calcia malissimo Palmegiani con il mancino di prima intenzione, verso palla in zona sanguinosa Lucayan sulla pressione di Ferretti che nel corso del primo tempo, di questo primo tempo, è riuscito comunque al di là del gol a riscattare il retropassaggio errato che ha favorito il gol di Ugas per il 2-0. Attenzione, Jorge Santos perde anche lui il palla in zona pericolosa, recuperato Freddy Santos, poi Sandro Rodriguez, d'altra parte Ferretti che gestisce il pallone, allarga sulla destra per Freddy Santos, ancora un po' di spazio, va il portoghese e poi è bravo prima, fortunato poi Fior a respingere il pallone e ad evitare anche il tap-in a porta sguarrita da parte di Palmegiani. Si chiude qui il primo tempo al Pala Le Grazie, un primo tempo davvero interessante, divertente, con gran ritmo, grande agonismo. Si chiude con un +2 per l'Olimpia Verona, avanti 3-1 sul Ciampino Futsal. Le reti di Jorge Santos, Jacopo Ugas e Federico Nardi ha parzialmente risposto e accorciato le distanze al 19esimo minuto. Il gol per la formazione aeroportuale firmata da Gianluca Ferretti. Ci risentiamo tra una decina di minuti, sempre qui, sempre su Futsal TV, per la ripresa tra Olimpia Verona e Ciampino Futsal. No, il problema è quella che non, secondo me mancava ormai. Hanno mandato via tutti, ne avevano anche di validi e niente, ha preso tutti i giovani, questi qua che vedi, tutti. Il discorso è che devono evitare, adesso è la penultima questa, e devono avere meno di 8 punti tra terzultima e quartultima perché si giochino i play-out, invece adesso ne 12, e quindi probabilmente non si fa il play-out e va giù le ultime 3 dirette, e questi qua in Serie A. Sì, loro il Mantova e lui li fa il play-out, dici? No, perché ho visto stasera come va. Sì, comunque stanno giocando, sì, sì. Sembra così, no? Non so che cosa sta facendo, ma il Mantova sta perdendo.
Rieccoci in collegamento dal palazzetto dello sport e le grazie di Verona, dove Olimpia Verona e Ciampino Futsal hanno fatto il proprio ritorno in campo per dare il via alla ripresa della gara valevole per la 29esima giornata, 14esima di ritorno, penultima totale della Serie A New Energy 2023-2024. Primo tempo che si è chiuso con i padroni di casa, i giallo-blu di Luca Castagna, avanti 3-1, avanti 3-0 prima con le reti tra primo e 11esimo minuto di Jorge Santos Rodriguez, Jacopo Ugas e Federico Nardi ad accorciare le distanze e a ravvivare un po' la formazione aeroportuale al minuto numero 19, la rete di Gianluca Ferretti, e dunque con il 3-1 per i padroni di casa si parte in questo secondo tempo. Fondamentale riprendere in mano la gara e riaprirla totalmente, portare a casa punti per il Ciampino Futsal, che si prova subito con Freddy Santos murato da William Roccia, che mette in fallo laterale, e quindi Fabrizio Davide che va ad inserire fin da subito, fin dal primo secondo di questa ripresa. Il portiere di movimento l'aveva fatto già dal 14esimo, negli ultimi 6 minuti del primo tempo, con prima Peitasso, poi appunto Messina come quinto di movimento, e ora il numero 3, ex Meta Catania per Ossigeno Cosenza, a vestire nuovamente i panni del quinto di movimento. Olimpia Verona che dunque dovrà, come fatto per gli ultimi 6 minuti del primo tempo, tranne in un'occasione con appunto il gol subito da Ferretti, per difendere nel migliore dei modi e poi anche ripartire con qualità, come questo invece è fatto per tutto il primo tempo. Davvero belle le manovre, le sortite offensive della squadra di Castagna, davvero a tratti dominatrice dell'incontro, a tratti travolgente. Messina che calcia molto bene dalla media distanza con il destro alto, però leggermente largo. Attenzione a Lucayan che va a spostare regolarmente, secondo gli arbitri, Freddy Santos, ma non c'è stato nessun tocco e dunque viene invalidato il gol dell'Olimpia Verona, che sarebbe stato gol con le mani direttamente nel rilancio di Alessandro Fior. Dunque non può valere assolutamente il gol dell'estremo difensore giallo-blu. C'è stato il lancio lungo proprio dell'ex Mantova, a duello aereo Lucayan e Freddy Santos, nessuno dei due ha toccato, palla che è andata lenta ad insaccarsi nella porta aeroportuale, ma ovviamente non può valere direttamente dal rinvio con le mani dell'estremo difensore, e dunque si resta ovviamente sul 3-1. Invalidato tutto Sgueglia, arbitri oggi appunto Francesco Sgueglia di Finale Emilia, Angelo Bottini di Roma 1 e al crono Elena Lunardi di Padova. Freddy Santos, Ferretti, l'autore del gol dell'1-3, Fatiguso, ancora Ferretti, difende bassa, blocco centrale l'Olimpia Verona con William Roccia, Juani Claro, Lucayan Baptista e Dario Raffaele Giannattasio in campo, oltre ovviamente ad Alessandro Fior, a segno però con le mani direttamente dalla propria porta poco fa, ovviamente non vale. Ferretti, Palmegiani, Fatiguso e Messina come quinto di movimento, oltre a Freddy Santos per il Ciampino Futsal. Cerca lo spazio giusto, cerca il varco con un tiro leggermente spostato sulla destra, dal centro-destra. Gianluca Ferretti va a ricevere da Giannattasio e a calciare direttamente verso la porta dalla propria metà campo, dalla tre quarti difensiva. Lucayan Baptista non inquadra lo specchio di porta il destro della bestia, e dunque con le mani Messina a cedere a Ferretti, poi a riguadagnare velocemente la metà campo giallo-blu, nuovamente in power play la squadra di Fabrizio Davide alla ricerca di punti salvezza, o quantomeno di punti play out. Non potrebbero più venire evitati play out. Attenzione al destro di punta da parte di Freddy Santos, ha disinnescato la conclusione del numero 7 portoghese Alessandro Fior, che poi rilancia un pallone troppo complicato da controllare per Dario Raffaele Giannattasio. Diciamo alla ricerca di punti play out il Ciampino Futsal, al pari del Savio Testamantova impegnato al Pala Neulu contro la Meta Catania. Punti play out per ricucire lo strappo. Attenzione al tentativo fuori misura di Palmegiani per ricucire lo strappo e il divario con la coppia formata da Active Network e Piero Ossigeno Cosenza. In questo momento a più 12, devono essere meno
di 8 i punti, da 7 in giù, perché appunto se ci fossero almeno 8 punti, 8 o più punti tra 13esima e 14esima in classifica al termine del campionato, 14esima, 15esima e 16esima, che sarà sicuramente l'Olimpia Verona, andrebbero a retrocedere direttamente senza appunto la disputa del play-out tra terzultima e quartultima, e dunque ci sarebbero Olimpia Verona, Savia Testa Mantova e Ciampino Futsal a retrocedere direttamente senza play-out in Serie A2 Elite. Ancora 16 minuti e 43 secondi a disposizione della formazione di Davide per rientrare nel match in modo ancora più corposo, in modo ancora più evidente dopo l'1-3 firmato al tramonto della prima frazione di gioco da parte di Gianluca Ferretti. È proprio lui che gestisce questo pallone all'interno del cerchio di centrocampo da ultimo uomo nella formazione aeroportuale. Faticuso con il tacco, attenzione a Lucayan, un po' di spazio, Lucayan con il mancino senza guardare la porta ma sentendola alle proprie spalle, con il solito grande senso del gol per lui che in questa stagione ha realizzato finora 9 reti. Non la trova, palla che si perde sul fondo. Olimpia comunque che si sta difendendo bene, sta concedendo il giusto, solo conclusioni da fuori la squadra laziale in maglia bianca. E poi cerca, appena rientra in possesso palle, di calciare dalla propria metà campo. Finora però non precise le conclusioni del numero 10 giallo-blu Lucayan Baptista. Faticuso centralmente per Messina, un po' di spazio Messina sulla deviazione Peitasso, che era entrato in un primo tempo come portiere di movimento nel primo tempo, poi sostituito in questo ruolo da Messina, ora rientra come giocatore normale in maglia bianca. Ferretti allarga per Faticuso, un pallone leggermente troppo lungo che va a perdersi sul fondo. Fior cerca di recuperare velocemente il pallone per ripartire veloce e sfruttare la porta sguarnita, però già rientrato De Filippis, il portiere di ruolo. Lucayan cede bene lo scambio, attenzione Ugas calcia forte, potente ma impreciso, un destro che si impenna, si alza nettamente sopra la traversa, anche largo forse il suo tiro. Torna in panchina l'ex Nuovacom Autopistoia, che cede il posto a Dario Raffaele Giannattasio. C'è anche Jorge Santos sul parquet. Bello lo scambio in precedenza tra Ugas e Lucayan, scambio veloce. Molto belle davvero le azioni offensive della squadra di Castagna per tutto il primo tempo. Mai vista l'Olimpia Verona così dominante a tratti sull'avversario in questa stagione. E Olimpia Verona comunque potrebbe ottenere, anche se ancora molto lunga, siamo entrati ora nel 6° minuto della ripresa, la prima vittoria stagionale all'ultima stagionale in casa. Si è provato con il mancino Simone Faticuso, il laterale classe 2003, con un mancino allontanato con i piedi da Alessandro Fior. Ferretti, Messina, di nuovo sulla sinistra per Sandro Ferretti, Peitasso, ancora Ferretti, allarga questa volta verso Faticuso, si stava approfittando, stava intercettando Jorge Santos, ha riciclato poi Peitasso, e poi il tentativo di imbucata verso il secondo palo, verso Simone Faticuso da parte di Sandro De Sousa Rodriguez. Non va a buon fine però l'intervento difensivo un giocatore giallo-blu. Si resta in zona d'attacco ovviamente per il Ciampino Futsal, che ovviamente guadagna e occupa stabilmente la metà campo giallo-blu con il quinto di movimento. Gran palla di Messina verso Faticuso sul lato debole, con la testa il numero 22 fuori misura, e poi il rilancio di Fior non è gestibile da Lucayan Baptista, che ora esce, va a rifiatare in panchina cedendo il proprio posto a William Roccia, classe 98 di Belo Horizonte, che riguadagna dunque il parquet, reinserito da Luca Castagna. Sandro Rodriguez all'indietro da Messina, che torna nuovamente all'indietro da Ferretti, proprio all'interno, posizionato stabilmente o quasi all'interno del cerchio di centrocampo. Ancora Sandro che cerca lo spazio buono per andare alla battuta a rete con il destro, è costretto a tornare indietro da Messina, e poi il sinistro scoccato da Peitasso, da Joao Pedro da Costa. Peitasso, arrivato anche lui, ex Vittoria Club de Santarém e in Portogallo e Beaucaire in Francia. È la prima esperienza nel nostro paese, già 2 reti realizzate in questo scorcio di stagione con la maglia degli aeroportuali.
Ferretti all'indietro da Messina, ancora l'11 che finta di corpo, grande giocata, attenzione a Sandro che va a calciare, ricevendo diciamo in modo quasi involontario da Peitasso. Bella giocata da parte di Gianluca Ferretti, che prima ha saltato netto una finta di tiro con il destro, portandosi il pallone sul sinistro. Dario Raffaele Giannattasio ha calciato poi in diagonale, un tiro cross non toccato da nessuno, è arrivato poi fino sul lato destro a Peitasso, e poi Sandro ha calciato un tiro deviato da un difensore giallo-blu e messo in fallo laterale. Messina, Sandro, ancora l'8 verso l'11, verso Ferretti da Peitasso, palla dentro, deviazione di Giannattasio in calcio d'angolo. 13 minuti e un secondo, si va via veloci con poche interruzioni, perché con questo possesso in zona offensiva, in power play dall'inizio di questa ripresa per il Ciampino, con Messina appunto come quinto di movimento, ci sono poche interruzioni, pochi falli, pochi palloni che escono in fallo laterale o in fallo di fondo, e dunque si va via veloci con Jorge Santos che recupera palla, gestisce la ripartenza o cerca di gestirla, recupera palla velocemente però il Ciampino che resta in zona d'attacco. Non era rientrato De Filippis, aveva guadagnato i pali temporaneamente Messina, che ora può uscire appunto dall'area di porta e riguadagnare la metà campo offensiva, la metà campo giallo-blu. Ancora Messina, ecco il numero 3 che ha ricevuto da Ferretti, ancora il giocatore anche convocato in nazionale, a segno nel primo tempo per la 10ª volta in stagione, miglior marcatore tra i giocatori rimasti in giallo, nero, rosso, blu. Messina, ancora Sandro Rodriguez, si muove 2-2 in fase difensiva all'Olimpia Verona. Peitasso indietro da Sandro. Messina, Ferretti cambia bene, terzo Peitasso che va a colpire in pieno il palo a fior battuto. Ottima occasione per il Ciampino, anche sfortunata la squadra di Fabrizio Davide, con l'estirada da parte di João Pedro da Costa. Peitasso con il piede debole in teoria, ma ha impattato bene con il destro, la posizione defilata, ma centrando comunque lo specchio di porta a fior battuto ha colpito in pieno il palo. Occasione importante nel corso del 9° minuto della ripresa per portarsi sul -1, sarebbe stato il terzo gol stagionale del numero 6. Messina, palla sul mancino centrale, ha parato Fior che cerca di andare al tiro. Fior con il destro va a colpire il soffitto, le travi in legno del Pala Le Grazie, quindi destro dell'estremo difensore giallo-blu, che termina la propria corsa ben prima di raggiungere eventualmente la porta aeroportuale. Fatigoso, Palmegiani, Freddy Santos, Ferretti e appunto Messina come quinto di movimento, ora avvicendato da De Filippis sul parquet per Fabrizio Davide. Fior, Portinari, Claro, Lucayan e Portuga per Luca Castagna. Tra 54 secondi saremo esattamente a metà della ripresa, esattamente a 3/4 di gioco. In questo momento non si disputerebbero i play-out, perché anche Savia Testa Mantova sta perdendo 1-0 al Palanelu in casa contro la Meta Catania, e dunque in questo momento assieme all'Olimpia Verona retrocederebbero direttamente se restassero così i parziali e diventassero tutti risultati definitivi. Assieme all'Olimpia Verona andrebbero giù in Serie A2 Elite anche Ciampino Futsal e Savia Testa Mantova, ma è ancora molto lunga, 10 minuti e 20 secondi. Fatigoso, Freddy Santos, palla verso Ferretti che cerca la giocata verso Messina, ha parato Fior, Lucayan trova la porta, la bestia paulista firma il 10° gol stagionale col mancino dalla propria metà campo. 4-1 Olimpia Verona. La dedica verso la tribuna per il giocatore classe 83, e dunque al minuto numero 10, a 11 secondi dall'esatta metà della seconda frazione di gioco, bella parata di Fior che favorisce dunque la riconquista palla dell'Olimpia Verona, e dalla propria metà campo Lucayan di prima intenzione, senza pensarci due volte, con il mancino a trovare l'angolino giusto alla
nella porta sguarnita della formazione aeroportuale a firmare il 4-1, ricacciare a -3 la formazione di Davide, che chiama subito time out e cerca di riorganizzare le azioni, la manovra dei propri giocatori, che ora però hanno sempre meno tempo a disposizione, 10 minuti 11 secondi, e sono tornati a -3 a causa del 10° gol stagionale di Lucayan, che dunque va a fare 4 per l'Olimpia Verona. La sua rete si aggiunge a quelle nel corso del primo tempo di Jorge Santos Rodriguez, Jacopo Ugas e Federico Nardi. Per il momento inutile la rete del momentaneo 1-3 di Gianluca Ferretti. Andiamo a dare uno sguardo anche agli altri risultati velocemente, con lo 0-0 tra Active Network e Ital Service Pesaro. I vantaggi in casa 2-1 della Pirossigeno Cosenza sulla Sandra Battavellino, 3-0 nel big match tra L84 e Feldi Eboli, 2-1 Olympus Roma sulla Fortitudo Pomezia, 1-0 Sport in Sala Consiline sull'Eco City Genzano. In trasferta stanno vincendo invece 1-0 la Meta Catania sulla Savia Testa Mantova, 3-1 la Came Treviso sul Momap Napoli Futsal, fresco vincitore un mese fa della Coppa Italia nel Final Four di Policoro, con la vittoria in semifinale sull'Eco City Genzano e in finale sull'Olympus Roma. Attenzione alla palla recuperata da Palmegiani, la palla verso Freddy Santos, Fatiguso, un po' di spazio, bravissimo Portinari a parare, recupera palla inizialmente solo temporaneamente l'Olimpia Verona. L'ultimo tocco di Dario Raffaele Giannattasio, dunque la rimessa in gioco in zona offensiva proprio davanti alla panchina giallo-blu è per il Ciampino Futsal. Fase della gara un po' caotica con diversi batti e ribatti, e comunque un Ciampino vicino al gol del 2-4. Deve rientrare velocemente in partita la squadra di Davide per riportarsi sul -2. Grande parata di Alessandro Fior in spaccata con il piede sinistro a deviare in corner la conclusione di Simone Fatiguso, che si era accentrato, aveva calciato con il mancino stretto sul primo palo a cercare di spiazzare l'estremo difensore giallo-blu che andava verso la parte opposta. Bravissimo a rientrare sui propri passi e a deviare in spaccata appunto con il piede sinistro. Grande parata di Alessandro Fior. Si resta sull'1-4, 8 minuti e 50. Freddy Santos per Palmegiani, all'indietro da Messina, ancora Freddy Santos, eccolo l'ex di Ferdange Polistena, lui che appunto ha vissuto già un'esperienza precedente nel nostro paese, universale portoghese classe 91, nel proprio paese diverse esperienze in patria, tra le altre con Modicus, Boavista e Pigneirense, poi l'esperienza nel Differdange in Lussemburgo, squadra in cui ha militato anche Juan Ignacio Claro, e poi appunto in Serie A2 nel nostro paese, nel Futsal Polistena. Torniamo in cronaca perché ci ha provato un tentativo però sballato Simone Fatiguso, ha provato l'ex Pescara, un tiro cross che però si è perso ben lontano dalla porta di Fiorre, ben lontano anche da ogni compagno pronto ad intervenire. Dall'altra parte con la testa Claro direttamente sul rilancio con i piedi di Fior, centra la porta ma non crea problemi a De Filippis, che ha già ceduto il posto a Messina. Ha perso palla però il Ciampino. Claro gioca il pallone sulla sinistra verso William Roccia, pallone fuori misura per il nativo di Belo Horizonte. Freddy Santos verso Ferretti, ancora dal portoghese con la maglia numero 7 che calcia. Fiori in due tempi, Fior poi può andare a calciare con il destro, trova la porta e al 13° minuto Alessandro Fior fa 5-1 per l'Olimpia Verona. Decisivo difensivamente e offensivamente il portiere classe 2001, prima ancora una volta preciso e puntuale a parare il tiro avversario, tiro di Freddy Santos, e poi precisissimo con il destro direttamente sul rinvio a centrare la porta rimasta sguarnita. E dunque nella ripresa con il power play del Ciampino si porta sul +4 l'Olimpia Verona, con le reti appunto sfruttando la porta rimasta sguarnita dopo il recupero palla di Lucayan e direttamente dell'estremo difensore Alessandro Fior. Primo gol stagionale. Fior ancora decisivo a smanacciare, a toccare con la punta delle dita
a mettere in corner, alzando sopra la traversa il destro di Freddy Santos. Il corner battuto da Fatiguso verso Messina. Appare ora sfiduciato il Ciampino, che ha ora soli 7 minuti a disposizione per rimettere in piedi una partita che sembra persa, che comunque non si è messa bene per la formazione aeroportuale fin dai primissimi minuti di gioco, fin dal 34esimo secondo di gioco, con la rete firmata da Jorge Santos, e poi con altri 10 minuti di fuoco dell'Olimpia Verona, che appunto entro l'11esimo si era portata già sul 3-0 con le reti di Uga Senardi. Ferretti all'indietro, palla rischiosa, si è alzato in pressione, palla rischiosa per Palmegiani, che controlla sì, ma dopo sulla pressione di William Roccia va a spedire direttamente in fallo laterale. Portinari riceve da Claro, va da Roccia, torna da Claro il numero 6 gialloblu. Portuga all'indietro nuovamente da Juani Claro, Roccia gioca bene l'Olimpia, c'è il fallo, il primo della ripresa per Federico Palmegiani ai danni di William Roccia. È anche il primo cartellino giallo della gara. Non ci sono diffidati né tra le file dell'Olimpia Verona né tra quelle del Ciampino Futsal, quindi non avrà conseguenze sull'ultima giornata il cartellino giallo estratto da Bottini all'indirizzo di Federico Palmegiani. Primo quindi giallo della gara per l'ex Lynx Latina, Sicurlube, Regalbutto e Benevento. Scorso anno 11 reti con la maglia del GG Teamwear in Serie A2. È stato solamente il primo fallo di questo secondo tempo, che ha portato però al primo e finora unico giallo della gara. Portuga ha ricevuto bene da Claro, ha cercato prima il movimento dei compagni, ha osservato il movimento dei compagni e poi ha cercato un dribbling perdendo palla, guadagnando comunque rimessa dal fondo, già battuta da Fior. Giannattasio centralmente proprio dal mago paulista, allarga sulla sinistra per Juan Ignacio Claro, gran palla dell'argentino per William Roccia. William Roccia dentro per Giannattasio, applausi del pubblico di Fede Gialloblu. Buona cornice di pubblico oggi al Pala Le Grazie per questa ultima casalinga dell'Olimpia Verona, che chiude comunque a testa altissima e nelle migliori dei modi, almeno per quanto riguarda le sfide casalinghe, questa stagione sfortunata, che non l'ha mai vista realmente lottare per la salvezza, per la permanenza nella massima serie, la prima esperienza nel massimo livello del futsal italiano, la prima esperienza dopo la promozione dello scorso anno, dopo aver vinto il girone A di Serie A2. Nel frattempo c'è un fallo fischiato da Sgueglia a punire un fallo di Giannattasio, quindi primo fallo della ripresa anche per l'Olimpia Verona. 1-1 il conto dei falli nella ripresa, 5-1 quello che conta per la formazione giallo-blu, vicina dunque, molto vicina, a soli 5 minuti e 26 secondi dalla prima vittoria stagionale. Ferretti con l'esterno verso Sandro Rodriguez, l'ex Giuni, Candosso e Lordelo, il Patria a giocare il pallone. Ferretti, ancora Freddy Santos a cercare il sombrero su Juan Ignacio Claro, fallo ai suoi danni da parte del giocatore argentino, campione del Sud America con la Nazionale Albiceleste Under 20, ex nel nostro paese Arzignano, Civitella, Active Network e Bernalda. Appunto l'ultima esperienza nella formazione lussemburghese del Differdange, appunto formazione in cui ha militato in passato anche Freddy Santos. Ricordiamo anche che oggi ex di turno è Portuga, che ha militato per 2 stagioni con la formazione aeroportuale, realizzando ben 38 reti. Anzi 55 negli ultimi 3 anni in Serie A. Attenzione a Ugas che supera De Filippis, firma la doppietta personale, chiude il set, fa 6-1 per l'Olimpia Verona al 16° minuto. L'imbucata per l'ex Novacom Autopistoia, giocatore sardo che si presenta a tu per tu con De Filippis, lo supera con un tocco di mezzo esterno con il destro, può solo toccare l'estremo difensore aeroportuale, non può evitare il 6-1, sta assumendo dimensioni davvero importanti, fragorose il risultato
in favore dell'Olimpia Verona. Gran palla nel frattempo di Ugas a scodellare per Portuga, 2 contro 3. Attenzione a Portuga che con l'esterno cerca Lucayan sul lato destro. Un po' di difficoltà per il Ciampino per recuperare stabilmente il pallone, lo recupera definitivamente Lucayan che, attenzione, recupera palla, batti e ribatti, palla vagante. Una serie di rimpalli, di contrasti stanno per diventare davvero rischiosi per il Ciampino. Con Lucayan che stava per recuperare il pallone, ci sarebbe stato poi Portuga tutto solo, poteva depositare in rete il 7-1, niente da fare. Resta sul meno 5 il Ciampino. Peitasso, imbucata centrale per Freddy Santos, anticipato da Jorge Santos. Si trattava, scusate, di Sandro. È uscito Freddy Santos, ha guadagnato la panchina. In questo momento sul parquet per Davide ci sono De Filippis, Peitasso, appunto Sandro, Ferretti e Messina, che ha rimesso la maglia bianca, è tornato come giocatore normale, diciamo, di movimento, non quinto di movimento. Va all'indietro ora dal portiere di ruolo, da De Filippis, che calcia verso Ferretti. Ottimo dribbling, ottimo aggancio, ottimo dribbling, poi si intestardisce un po', va a perdere palla, ribalta l'azione l'Olimpia Verona con Jorge Santos sulla sinistra per Ugas, ancora verso Jorge Santos, fermato o almeno rallentato dal ripiegamento difensivo di Gianluca Ferretti, e dunque solamente calcio d'angolo per l'Olimpia Verona. Lo batterà appunto Jorge Santos Rodriguez all'indietro da Portuga. Ecco l'89 giallo-blu che allarga con l'esterno destro sulla destra per Jacopo Ugas. Torna a sinistra da Jorge Santos, è tornata nella metà campo difensiva, ha perso metri l'Olimpia Verona, che comunque non ha fretta. Poi malinteso tra Ugas e Jorge Santos, aveva restituito il pallone per chiudere il triangolo. Ugas è rimasto però sui suoi passi nel punto da cui era partito, diciamo, Jorge Santos, non si era mosso, e quindi malinteso tra i due, palla persa, palla però ripersa dal Ciampino Futsal. Dall'altra parte Fiore, prima presenza sul parquet oggi, primi minuti sul parquet anche per Emanuele Fiore con la maglia 4, con la maglia numero 4. Noi eravamo abituati a vederlo con questo numero sulla schiena. L'ex Casali del Manco, arrivato a gennaio, la doppia operazione in entrata appunto assieme negli stessi giorni con Juani Claro. Emanuele Fiore, classe 2002, nativo di Cosenza e cresciuto nella formazione calabrese di Serie B del Casali del Manco. Proprio Fiore che recupera palla, la cede a Jorge Santos, è già andato da Portuga, punta occhi negli occhi il numero 20, appena entrato in campo, il classe 2003, Matteo De Stefani. Ugas salta a Sandro, mette dentro per Portuga, va a negare il 7-1 l'Olimpia Verona al mago paulista De Filippis, che poi sul rinvio del difensore del Ciampino ne scaturisce una rimessa laterale in zona d'attacco per l'Olimpia Verona con palla che colpisce il soffitto del Pala Le Grazie. Mancano 2 minuti e 15 secondi e potremo poi andare a salutare ufficialmente la prima vittoria stagionale per l'Olimpia Verona. Nardi, autore della rete del 3-0, riceve da Roccia, torna dal numero 11 giallo-blu. Ancora Nardi, da Fiore, Giannattasio, Fiore, Nardi gioca bene anche con i suoi elementi, diciamo con le sue seconde linee l'Olimpia Verona, che sembrano tutti molto bene e organicamente sul parquet, molto bravi i giocatori di Castagno oggi. Davvero grande prestazione dell'Olimpia Verona, l'ultima casalinga in stagione, che è riuscita ad ottenere finalmente e meritatamente, direi, la prima vittoria stagionale, la prima vittoria della storia della società del presidente Roberto Donà e del direttore generale Mirko Renier in Serie A. Una stagione complicata, una stagione difficile, non ho mai visto la formazione scaligera lottare per la permanenza in Serie A, ma progressi innegabili compiuti dalla formazione giallo-blu, che anche ha retrocessione matematica ormai subita e conosciuta dopo la sfida del 12 marzo scorso al Pala GSM Heim contro l'Ital Service Pesaro. È andata comunque ad affrontare tutte le sfide a testa alta, progressi confermati anche dal pareggio su questo stesso parquet nel sabato di Pasqua contro la Meta Catania, e oggi dalla bella roboante vittoria per ora 6-1 contro il Ciampino Futsal. Palmegiani all'indietro da De Filippis, ancora verso il numero 13, guadagna un po' di metri l'ex Benevento. Freddy Santos, fatiguso, cerca di chiudere in attacco a testa alta il Ciampino, fatiguso a metà strada tra
il numero 31 Gabriele Folco, appena entrato anche lui sul parquet, e Freddy Santos. Abbiamo visto per qualche secondo sul parquet anche Matteo De Stefani, classe 2003, ex giovanile Olympus Roma. Ora è il turno di Gabriele Folco, classe 2004, ex brillante Cyber Telaniene, precedente denominazione prima della fusione con il Ciampino Anni Nuovi della società aeroportuale, e Lazio. Appunto Gabriele Folco. Nardi controlla bene sul rilancio di Fior, ha un po' di difficoltà a trovare compagni liberi, lo trova poi splendidamente in Giannattasio. Fiore! La gioia, la prima meritata gioia in Serie A anche per Emanuele Fiore. Corona una giornata storica, splendida per l'Olimpia Verona, 7-1. Emanuele Fiore, primo gol in stagione, primo gol in carriera in Serie A, ha ricevuto bene da Dario Raffaele Giannattasio. Grande lavoro di Federico Nardi, che prima sembrava aver perso l'attimo per giocare verso un compagno, poi ha splendidamente scodellato il pallone verso Giannattasio. Palla perfetta per Emanuele Fiore, tutto solo nel cuore dell'area di porta a battere De Filippis per la 7ª volta, a firmare quello che sarà il definitivo 7-1, perché ormai il pallone è congelato tra i piedi dei giocatori del Ciampino Futsal. Non si alza la pressione dell'Olimpia Verona, si chiuderà dunque qui al Pala Le Grazie con l'Olimpia Verona che batte 7-1 il Ciampino Futsal e ottiene la prima vittoria in Serie A della propria storia al 29esimo e penultimo tentativo, l'ultimo tentativo casalingo in stagione. Dunque sale a 5 punti l'Olimpia Verona, cambia poco in modo fattuale nella stagione della squadra di Luca Castagna, ma comunque è una gioia meritata per la società giallo-blu. 5 punti dunque in classifica, prima vittoria dopo 2 pareggi e 26 sconfitte nelle precedenti 28 partite, 21esima sconfitta stagionale, la 13esima di fila in campionato, 14 considerando anche la Coppa Italia per il Ciampino Futsal, che saluterà la Serie A al pari del Savia Testa Mantova, che in questo momento sta perdendo 2-0 con la Meta Catania in casa. E dunque, ricordando le reti di questa sfida, con il primo tempo Jorge Santos Rodriguez, Jacopo Ugas e poi la rete di Federico Nardi a firmare il 3-0, poi l'1-3 di Gianluca Ferretti. Nella ripresa Luca Ian, Fior, Ugas per la doppietta personale, unico giocatore a segno più di una volta in questa partita, e poi nella finale la prima gioia in carriera in Serie A anche per Emanuele Fiore a firmare il 7-1 finale. Chiuderanno con la Fortitudo Pomezia l'Olimpia Verona sul campo della Fortitudo Pomezia, mentre invece ospiterà il Pala Tarquini di Ciampino la Pirossigeno Cosenza, appunto la squadra di Fabrizio Davide. Sabato prossimo 27 aprile, tutte in contemporanea alle ore 21 per la 30ª ed ultima giornata della Serie A New Energy 2023-2024. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni e Luca Boldrin per le riprese. Un saluto, un ringraziamento per tutta questa splendida stagione di futsal da Giacomo Mozzi. Un saluto, a risentirci per l'anno prossimo, sempre ovviamente su Futsal TV.